Il Trento Calcio Femminile va a caccia di punti per avvicinarsi alla vetta della classifica contro un Vittorio Veneto ferito nell'orgoglio dall'ultima pesante sconfitta con il Venezia, in cerca di riscatto e voglioso di proseguire nel proprio percorso di crescita. Un buon pomeriggio da Federico Casna. A farmi compagnia in questa soleggiatissima giornata di football c'è Michela Grazzi, responsabile comunicazione della squadra ed ex calciatrice. Sì, buon pomeriggio Federico, bentrovati a tutti. Devo dire che ci aspetta secondo me una bella partita. È un Vittorio Veneto, come sottolineavi, ferito, ma io credo tutto sommato soddisfatto fin qui del proprio cammino. Una squadra giovanissima e quindi essersi salvati con ampio anticipo, aver ottenuto insomma questa posizione di tranquillità, penso che lasci davvero ben sperare per il futuro di questa formazione e di questa società, e oggi vorranno dimostrare tutto quello che hanno ottenuto in questo percorso di questa stagione proprio contro la seconda della classe, quindi attendiamoci davvero una bella sfida. Nel frattempo le squadre stanno entrando in campo, si sono disposte sulla linea di centrocampo. Numero 9 Govetto, numero 92 Modulo. Pronte a scendere in campo le due formazioni. Trento che si schiera con un 3-4-1-2 con Valzolgar tra i pali, Bertamini, Tonelli e Chierchia in difesa, Battaglioli e Varrone sulle corsie laterali, Chemotti, Foganti in mezzo al campo, Alessandra Tonelli e Poli poi faranno da supporting cast a Giulia Rosa che si schiera davanti contro le torri, quindi indubbiamente un girone di ritorno in cui le ragazze di Spagnoli hanno sofferto forse in alcune partite, che le vede invece un po' rinvigorite in questa domenica, proprio dalla buona prestazione di domenica scorsa. È perfetto, cerca di farsi spazio, tacco a servire Battaglioli che va sul secondo palo in centro, colpisce di testa Rosa, attraversa e ancora attraversa, due volte sbatte sul legno superiore la palla. E Vittorio Veneto che cerca di creare la propria prima azione con la corsa di Govetto in profondità, riceve in area Govetto davanti a Valzolgar e segna il gol dell'1-0 Govetto. Tra Trento Calcio Femminile e Vittorio Veneto in questa partita si riparte con un calcio di punizione dalla tre quarti per il Trento. Poli va a centro area, colpisce Poli di testa e pareggia subito la partita. La numero 18 del Trento Calcio Femminile che trova il sesto centro stagionale. Un colpo di testa postata sul secondo palo. La numero 10, 1 contro 1 con Tomasella, prova a liberare il destro, lo lascia partire direttamente tra le braccia di Bonassi. Buona la conclusione del numero 10 anche da distanza quasi proibitiva con Rosa. Ancora Rovea che calcia con il destro, traversa nuovamente e palla che resta lì. Non è finita l'azione. Poli si gira in area, va da Rosa che calcia col destro, Murata con le braccia dietro la schiena, il difensore del Vittorio Veneto riesce a respingere. Battaglioli ha recuperato palla in altissimo, buono il triangolo con Linda Tonelli e poi il diagonale di Battaglioli che porta in vantaggio il Trento Calcio Femminile. Palla in buca d'angolo per la numero 20 che batte Bonassi con un grandissimo diagonale dopo una grandissima azione in combinazione con Alessandra Tonelli. Spunti anche in questi 45 minuti. Intanto attacca il Vittorio Veneto. E lo fa con Tomasella che va direttamente in porta. Valzolgar sotto all'incrocio, va a togliere il pallone dalla propria porta e lo spedisce in calcio d'angolo. A sorpresa Tomasella ha lasciato partire un bolide. Allora regala il pallone. Però torna subito al Trento, in bucata geniale di Alessandra Tonelli, dribbling altrettanto geniale di Poli che poi va col destro, ma non trova incredibilmente lo specchio da centro area. In contrasto con Tononi, alla meglio Trevisol che vince l'1 contro 1, si presenta davanti a Valzolgar, il miracolo proprio di Valzolgar che blocca, stampa il tiro di Trevisol a tu per tu. Ora addirittura siamo dall'altra con un lancio lunghissimo da parte del Trento per Dapra che va da Pasqualini, manca l'aggancio inizialmente, allora deve defilarsi. Ancora Pasqualini,
che trova però benissimo dentro Tonelli, sul primo palo, calcia col mancino e sulla linea l'intervento decisivo di Tomasi. Il Vittorio Veneto negli ultimi 30 metri di campo, qua palla geniale di Rovea per Tonelli che calcia, respinta di Bonassi e poi non ci arriva Pasqualini, attenzione. Lungo del Vittorio Veneto invece a scavalcare il centrocampo e sta pagando però in questo momento, attenzione. Qui la corsa in avanti di Cimarosti imbeccata da Trevisol non funziona perché Valzolger è puntuale, esperta in uscita. Si riesce, va da Poli, poi Tonelli che va nuovamente da Poli, lei in posizione regolare sì, a centro area c'è Pasqualini, 2 contro 0, attenzione a Poli, davanti al portiere si fa incredibilmente recuperare dall'intervento di Martinis, che in questo caso è riuscita a impedire un 3-1 che sembrava quasi scritto per il Trento Calcio Femminile. Era riuscito ad andare proprio in 2 davanti al portiere con Poli e Pasqualini. L'intervento da dietro a sorpresa ha fermato tutto. Calcio d'angolo per il Trento Calcio Femminile. L'ultimo pallone spedito in avanti con una preghiera di Tommasella. E qui con un'altra buona lettura del Trento Calcio Femminile finisce la partita. Trento che vince sul proprio campo per 2-1 contro il Vittorio Veneto. Decisive le reti di Poli e di Battaglioli nel primo tempo, un secondo tempo invece che ci ha regalato tante emozioni sia da una parte che dall'altra, che però è finito a reti inviolate. In ogni caso il Trento Calcio Femminile conquista 3 punti importanti, ammesso che il Cortefranca, come dovrebbe essere, avesse pareggiato 2-2 contro la Triestina, riuscirebbe a raccimolare altri 2 punti al capolista, il Trento, portandosi così a -3 in classifica rispetto alla capolista. Veneto a riscattarsi dopo la prestazione un po' opaca della scorsa settimana, almeno nelle intenzioni, perché poi il Trento Calcio Femminile è riuscito a giudicarsi questa partita e le vediamo prendersi per mano a centrocampo per esultare davanti alla tribuna, festeggiare questa vittoria dopo aver ribaltato il gol di Govetto, lo ricordiamo, con le reti di Battaglioli e di Poli. E qui l'esultanza delle ragazze di Mister Spagnoli che festeggiano il ritorno alla vittoria, anzi bissano la vittoria di settimana scorsa contro le Torri. Allora continuano a rilanciarsi in classifica, probabilmente allontanandosi anche dalle squadre che hanno